Vorrei provare un attimo il Salmo responsoriale, il ritornello del Salmo responsoriale che dice: il Signore è buono e grande nell'amore. Proviamo. Il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. Ancora. Prima il solista e poi l'assemblea. Il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. All'inizio canteremo Chiesa di Dio, popolo in festa, che troverete nella prima pagina del foglietto. Sì, dai, facciamo Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Bentrovati, buona domenica a voi qui in chiesa, ma anche a tutto l'altro gruppo in palestra collegato insieme con noi. Siamo un'unica comunità, un'unica chiesa. Oggi, carissimi cresimanti, nel giorno del Signore, già cominciamo con i primi vesperi del sabato, il giorno del Signore, la domenica, la Pasqua settimanale. E siamo qui per ringraziare il Signore, ma in modo speciale per chiedere il dono della confermazione dello Spirito Santo su di voi, cari cresimanti.
un anno non facile, un cammino probabilmente interrotto per un po' di tempo, però so che poi avete ripreso con slancio e ho sentito anche desiderosi di accogliere il dono dello Spirito Santo per poi essere nella Chiesa e nel mondo testimoni di Gesù, segno della sua presenza nel mondo. Allora, per vivere con fede e con intensità questa celebrazione, chiediamo al Signore la purificazione del cuore e il perdono dei peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore e Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Preghiamo. Compi, o Padre, la tua promessa e manda su di noi lo Spirito Santo, perché ci renda dinanzi al mondo testimoni del Vangelo di Gesù Cristo, Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Perché le famiglie non stiano troppo ammassate, c'è anche la possibilità di usufruire delle sedie laterali lungo le pareti. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo
come può chiedere la guarigione al Signore? Lui, che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati, ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedice il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda con bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ti tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni e gli altri. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarlo? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a quando non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Alleluia, 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 Il giorno del battesimo avete accolto per la prima volta lo Spirito Santo e siete così entrati a far parte della Chiesa, con la promessa di essere educati nella fede. Oggi il vostro eccomi non solo esprime il desiderio di mantenere quella promessa, ma la trasforma in una vera e propria missione: essere gioiosi testimoni in questo mondo della bellezza e verità del Cristo risorto. Chiedo a ogni cresimando o cresimanda di rispondere all'invito del Signore. Battiston Chiara, Battiston Lisa, Bivi Davide, Boldarin Sofia, Bonoli Brenda, Colle Giulia, Daneluzzo Giulia, Drigo Veronica, Fagion Davide, Favro Sofia, Meneghella Alice, Milanese Giorgia, Parcianello Denis, Rossini Lorenzo, Stefanuto Chiara, Tersigni Isabella, Valeri Samantha, Zoccolan Sabrina. Possiamo accomodarci, cari amici. Adesso Eccellenza, velocissimamente una catechista le presenterà questo gruppo.
Eccellenza Reverendissima, noi catechiste abbiamo accompagnato questi ragazzi per 10 anni, dalla seconda elementare fino ad oggi. Un gruppo solidale, fortemente sorretto da buone famiglie, che ci sono sempre state accanto e che desideriamo ringraziare di cuore. Hanno camminato con noi, riconoscendo di essere i primi e più importanti catechisti. In questo lungo periodo abbiamo potuto sviluppare assieme conoscenze, amicizie, condividere diverse attività di formazione, pellegrinaggi, momenti di svago, crescendo comunitariamente. Negli anni abbiamo cercato di dare ai ragazzi strumenti per conoscere Dio, presente e concreto nella loro vita attraverso la Bibbia, i sacramenti e azioni di carità, come volontariato al centro missionario parrocchiale con la vendita di biscotti, raccolta e smistamento indumenti, confezione pacchi alimentari, visita anziani, incontro con ospiti di Gabbiano Jonathan. Altre testimonianze ed esperienze le hanno vissute incontrando il sacerdote del carcere minorile di Treviso, i ragazzi della comunità Cenacolo, di Sant'Egidio e i missionari di Villareggia. I ragazzi hanno sempre risposto e partecipato positivamente anche alle attività proposte dalla parrocchia, come animatori GREST, campo scuola, aiuto catechisti, coro Don Bosco, collaboratori alle feste parrocchiali, ACR e Olimpia Diocesi. I ragazzi sono cresciuti, maturati e hanno dimostrato di essere pronti a ricevere il dono del sacramento della confermazione. Parlo da qui così, che sono un po' più vicino, anche se mi giro le spalle, però ho guardato prima in faccia uno a uno, una a una. Sono molto contento di essere qui, di ritornare nella vostra comunità. Non è tanto tempo che è passato dalla visita pastorale e poi c'è stato questo periodo di lockdown che ci ha un po' tutti quanti scombussolati, sconvolti. Interrompere così bruscamente la vita della comunità non è facile, ci siamo sentiti tutti un po' smarriti, ecco, poi per fortuna che ci sono state anche tante altre opportunità di incontro, di celebrazioni attraverso lo streaming, attraverso tanti altri modi, ma ora ringraziamo il Signore che anche se stiamo ancora in una situazione non facile, però almeno possiamo continuare a ritrovarci pure con tutte le attenzioni a essere comunità cristiana e a vivere alcune tappe, alcuni momenti significativi della vita cristiana, della vita di fede. E questo momento di quest'oggi, cari cresimandi, non è una cosa scontata. Forse qualche decennio fa poteva essere la cresima come la prima comunione, così come il battesimo, il matrimonio, cioè i sacramenti segnavano un po' la vita delle persone. Però sempre più si è andato sfilacciando questo rapporto stretto tra fede e vita. Se non c'è questo rapporto strettissimo tra fede, cioè quello che io credo, quello che io celebro, e la vita concreta, se sono cose separate, è ovvio che prima o dopo uno si dice: ma cosa servono? Cosa servono? Tanto che, so che non è così da voi, ma in qualche parte anche della nostra diocesi sono stati sufficienti 2 o 3 mesi di chiusura delle chiese che si stanno vedendo parecchi vuoti, parecchi buchi. Probabilmente, ecco, era già un pezzo che non c'era più questo rapporto fede e vita, fede e vita. E allora è bastato poco per interrompere questo flusso, questo cammino. Invece, cari cresimandi, io spero che sia questo quello che voi oggi scegliete. Non è un rito magico, non è un rito magico, non siamo qua uno stregone che sta compiendo chissà quali gesti, no.
insieme come comunità cristiana invochiamo, preghiamo il dono dello Spirito Santo. È un segno semplicissimo, guardate, semplicissimo. Poi l'abbiamo arricchito un po' perché come uomini e donne abbiamo bisogno anche di qualche segno, no? Se si vuol bene a una persona si può dire ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ma se quando compie gli anni, se quando c'è un anniversario non gli facciamo un regaletto, non facciamo un piccolo segno, uno dice ma è solo parole, sono solo parole quelle che dici. Ecco, questi segni, per esempio, questi 7 segni qua, queste 7, penso che qualcuno si sarà chiesto, no, ma perché queste cose qua? Indicano i 7 doni dello Spirito Santo, quei doni particolari che lo Spirito Santo dà a ciascuno e che ci sono dentro di noi e che aiutano, danno senso e significato alla nostra vita. E la parola di Dio di quest'oggi è molto significativa, quella parabola di Gesù. Non tanto per aver raccontato quel fatterello, quella parabola di questo tale che doveva pagare, non aveva soldi, ha pianto e finché il padrone si è commosso e gli ha condonato il debito, e questo tipo esce di strada, vede quell'altro che gli deve 4 soldi e lo prende per il collo e dice se non me li dai ti faccio. Ma poi quelli che hanno visto hanno detto ma sto qua è andato fuori di testa, gli ha appena condonato 100.000 euro. Per 100 euro questo qua diventa matto, c'è qualcosa che non va, e lo dicono al padrone. Allora il padrone un po' si infuffa, dice ma come? Ti ho perdonato tutto quanto, non potevi anche tu fare un piccolo gesto di carità e di amore? Ecco il perdono, questo è il perdono, non sono parole. Il perdono è difficile perché il perdono deve partire dal nostro cuore. Vedete, non è un gesto esteriore il perdono, non si può, non è un gesto esteriore il perdono, come tanti altri. Anzi, possiamo dire, visto che è un tema che ogni tanto ce lo sentiamo, no? Sto vaccino, quando inventano sto vaccino, quando ci daranno sto vaccino per cacciare sto virus, no? Ecco, il perdono per la vita cristiana è il vero vaccino, il vero antidoto contro ogni male, perché è un surplus di amore. Se il Signore ci chiede di amare, se l'amore è il comandamento più grande, anzi l'unico comandamento che Gesù ci ha dato, pensate, non ci ha dato tanti comandamenti il Signore, amatevi come io vi ho amato. Però quando i discepoli cercano di stuzzicarlo per capire cosa significa amare, ecco quella domanda, no? Signore, quante volte dobbiamo perdonare? 7 volte? Che sembrava un'infinità. E Gesù che dice, non ti dico 7 volte, ma 70 volte 7, per dire sempre. È lo stile del cristiano. Ma anche in giro per il mondo, sapete, quell'aspetto che fa più pensare e che talvolta dà anche più fastidio e che non capiscono tanti dei cristiani, è proprio il perdono. Se qualcuno, pensate cosa dice Gesù, se qualcuno ha qualcosa contro di te, non tu qualcosa contro quell'altro, no, se quell'altro ha qualcosa contro di te, ecco, tu fa di tutto per fargli capire che gli vuoi bene, fa di tutto per perdonarlo. Però sapete che cosa fa e dà più fastidio talvolta in giro in noi cristiani? È che parliamo tanto, ci riempiamo la bocca di perdono, ma non siamo capaci di perdonare. Facciamo fatica a volerci bene, facciamo fatica. Ma non pensate, cresimanti, non pensate chissà quando, no? Nelle cose di ogni giorno. A scuola speriamo che ricominci adesso, no? E che continui nel gioco, in famiglia, con qualche amico, amica che mi fa uno screzio, che eccono sempre arrabbiarsi, sempre l'uno contro l'altro.
Anche tra di noi a volte in casa, no? Capita qualcosa, ci si arrabbia e poi si pianta il muso. Oppure pensiamo a tante rotture anche familiari che avvengono perché non si è capaci di perdonare, di perdonarsi. Non si è capaci di fare il primo passo. Spesso capita, è colpa tua, sei stato tu il primo, sei stata tu la prima, e tocca a te. Ecco, questo invece Gesù oggi ci chiede, e questo, cari cresimandi, vi invito ad accogliere come quella parola di Dio, sì, perché questa è la parola di questa domenica ed è capitata proprio per la celebrazione della vostra cresima. E avere una parola d'oro cosiddetta, una parolina, delle paroline importanti che ci possono aiutare nel cammino della vita, ecco, prendete una del Vangelo di quest'oggi, quella di essere capaci di perdonare, di amare con ancora più entusiasmo, con ancora più gioia, con ancora più forza. Da soli non ce la facciamo, ecco perché siamo qui a invocare il dono dello Spirito Santo su di loro, ma anche su di voi, genitori, padrino, madrina, comunità cristiana, parenti, tutti quanti abbiamo bisogno di rinnovarci. Allora saremo credibili, ma soprattutto, e ricordiamolo sempre, allora saremo veramente felici e contenti, perché il Signore Gesù non ci vuole tristi, non ci vuole musoni, arrabbiati, sempre preoccupati. Il Signore Gesù ci ha donato la vita perché noi possiamo viverla in abbondanza, in pienezza. E lo Spirito Santo, che è lo spirito di forza, di fortezza, questo fa. Dà a noi quella forza, quel coraggio, quella carica per vivere sempre da cristiani e per essere sempre testimoni della sua presenza nel mondo. Questo vi auguro, cari cresimandi. In qualsiasi parte il Signore vi voglia e vi chiami. State costruendo la vostra personalità, state costruendo il vostro futuro. Ecco, abbiate veramente un cuore grande, capace di ascoltare la voce del Signore e poi di fare anche quello che vi chiede. Sarà il modo più bello per essere felici e per vivere in pienezza la propria vita. Ed ora ci alziamo tutti in piedi e in modo particolare voi cresimandi, ma anche tutta la comunità, siamo invitati a ripartire proprio dal battesimo. In questo momento facciamo memoria veramente del battesimo e delle promesse battesimali che i vostri genitori, i vostri padrini anni fa hanno fatto per voi e che ora voi in modo solenne davanti a tutta la comunità rinnovate e insieme con loro anche noi, proprio perché siamo chiamati non solo a stare qui a guardare, ma a vivere anche noi, a essere anche noi insieme con loro autentica comunità cristiana. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione in modo speciale a voi conferito, come già gli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. E voi cresimanti insieme con me diciamo: questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. E ora, carissimi tutti, voi cresimandi, ma anche tutti noi, tutta la comunità cristiana, sia voi qui in chiesa, ma anche l'altro gruppo presente in palestra, vogliamo vivere questo momento di preghiera allo Spirito Santo. È il momento centrale. Poi con l'unzione esplicherà quello che qui adesso sta capitando, perché lo Spirito Santo scende quando c'è una comunità che lo invoca, che lo chiede, che lo prega. E ora adesso facciamo nascere tutti dal nostro cuore una preghiera di invocazione allo Spirito. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli e figlie dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora è il solenne momento dell'unzione con il Sacro Crisma, che costituisce il segno visibile della venuta dello Spirito Santo, dono di Cristo e del Padre ai credenti. È il sigillo che conferma l'appartenenza a Dio e la consacrazione ad una missione e la conclusione dell'alleanza. I ragazzi, accompagnati dai loro padrini o madrine, ricevono dal Vescovo l'unzione con un segno di croce sulla fronte, poi il saluto di pace che li accoglie come adulti nella comunità. Sofia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo e ti dà il dono. La pace sia con te. Bene, ricevi il sigillo dello Spirito Santo e ti dà il dono. Amen. La pace sia con te. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plebe super dava gratia, queve tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitum, Domum Dei Altissimi, confimus ignis caritas, eve spirituali vivisum,
Nostem repellavas longium, pacemque doneve protinus, ductore vexite previo, vivitemus omne noxi. Vertesiamus da Patrem, noscamus atque Filium, leque unisque Spiritus, credamus omnibus Temore. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre Onnipotente, uniti nella fede, animati dalla speranza e mossi dalla carità che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, benedici Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i nostri sacerdoti Don Corrado e Don Luca, le nostre catechiste che hanno condiviso momenti importanti del nostro cammino di fede, e tutti i pastori della Chiesa. Aiuta anche noi, riconoscendoci membri attivi, a mettere i nostri doni a disposizione della nostra comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, illumina le menti e i cuori dei responsabili delle nazioni, affinché operino per la pace fra i popoli del mondo. La forza dello Spirito Santo che oggi abbiamo ricevuto sostenga il nostro impegno ad essere autentici costruttori di pace, con la gioia di stare insieme e la nostra vivacità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo, Signore, per noi cresimati, perché lo Spirito che oggi abbiamo ricevuto ci renda forti e coraggiosi testimoni di Gesù nel nostro mondo. Scuola, amici, famiglia, luoghi di sport e di svago. La nostra comunità sappia creare e offrirci occasioni di crescita, così da sentirci ancora parte viva della Chiesa e rimanere uniti a Te che sei la vera gioia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Noi genitori ti ringraziamo per il dono di questi figli che ci hai affidato. Oggi li accompagniamo ancora una volta all'incontro con te. Aiutaci ad amarli con sincera libertà e ad aiutarli nel realizzare il progetto di vita che hai pensato per loro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi madrine e padrini, perché fedeli all'impegno assunto e consapevoli delle responsabilità che ne derivano, possiamo accompagnare questi ragazzi con la preghiera, il consiglio e l'esempio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, accogli queste preghiere, ma accogli anche tutte quelle che portiamo nei nostri cuori e che vogliamo oggi deporre qui sul tuo altare insieme con tutte le nostre preoccupazioni, gioie e dolori. Trasformali, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
ispirati dalla tua parola, veniamo a te, Signore, per rinnovarti la nostra offerta e ringraziarti della celebrazione che stiamo vivendo e della vita che ci hai dato. Per esprimere la nostra gioia e il nostro grazie per il grande dono ricevuto, presentiamo l'altare. Il pane che nella consacrazione diventerà il tuo corpo, Signore, ci ricorda il tuo sacrificio sulla croce per la nostra salvezza. Te lo offriamo per non dimenticare il grande dono che ci hai fatto. Vino, nella consacrazione che vivremo tra poco. Questo vino diventerà il tuo sangue, Signore. Lo portiamo all'altare ricordandoci che come grappoli d'uva attaccati alla vite, solo rimanendo uniti a te, possiamo portare molto frutto. Bussola. Questa bussola è simbolo dei 7 doni dello Spirito Santo. Ci aiuteranno a camminare con sicurezza seguendo Cristo, tuo Figlio e nostro Maestro. Sale. Signore, vogliamo essere sale della terra e luce del mondo, capaci di dare sapore alla vita ed essere riflesso di Cristo, luce del mondo. Esalto Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Padre, in unione con il sacrificio di Cristo, l'offerta viva dei tuoi figli e figlie che hanno ricevuto il segno della croce e il sigillo dell'unzione crismale, e concedi loro che, rinnovando con Cristo l'offerta di se stessi, ricevano un'effusione sempre più abbondante dei doni del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, sorgente d'ogni bene. Sei tu che nel battesimo rigeneri i credenti e li rendi partecipi del mistero pasquale del tuo Figlio. Tu li confermi con il sigillo dello Spirito mediante l'imposizione delle mani e l'unzione del crisma. Così, rinnovati a immagine di Cristo, unto di Spirito Santo ed inviato per il lieto annuncio della salvezza, li fai tuoi commensali al banchetto eucaristico e testimoni della fede nella Chiesa e nel mondo. E noi, uniti in festosa assemblea insieme agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra
della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode ed ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della tua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, San Giuseppe, sposo di Maria, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Emerito Ovidio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti i tuoi figli che hai rigenerato nel battesimo e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Fa che diventino ancor solo un'anima sola, con tutta la tua Chiesa, e che la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, in particolare i nostri familiari, parenti, amici defunti, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. E la Santa Comunione in questa Chiesa verrà distribuita sia dal Vescovo sia dal Parroco. Ovviamente il Vescovo farà prima di tutto fare la comunione ai nostri cresimati e poi potremo noi partecipare all'accostamento alla comunione. 2 persone porteranno la comunione alle persone che sono in palestra, in modo che sia una comunione sacramentale a tutti gli effetti tra noi e loro.
il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e veglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Spirito Santo, noi ti preghiamo. Tu che ci hai condotto in questo viaggio e ci hai mostrato la bellezza dei doni che distribuisci abbondantemente sulla terra, ascolta questa nostra invocazione. Rendici capaci di vedere oltre la superficialità delle cose e delle situazioni. Aiutaci a vivere in fraternità e amicizia con tutte le persone del mondo. Rendici vicini ed attenti alle necessità di chi soffre. Aiutaci a portare consolazione, gioia, pace e amore ai ragazzi della nostra età, soprattutto a chi si sente annoiato e solo, a chi sta vivendo delle difficoltà in famiglia, a chi non sa pregare e vivere la bellezza della comunità. Insegnaci a portare a tutti il Vangelo di Gesù, con la testimonianza della vita e con le nostre semplici parole. Rimani sempre con noi. Amen.
Cari ragazzi, nonostante questi mesi passati nell'incertezza e paura sul presente e futuro, siamo finalmente arrivati a questo giorno così importante. Noi genitori abbiamo scelto per voi il battesimo e vi abbiamo accompagnato nell'esperienza di fede e alla conoscenza di Gesù. Speriamo che i nostri insegnamenti possano essere da voi colti come prezioso riferimento per la vostra vita. Ci impegniamo verso di voi a trovare sempre il tempo per parlare, scambiare esperienze, per arricchirci reciprocamente di fronte a un mondo che cambia. Siamo fieri di voi e sappiate che sosterremo ogni vostra scelta, orientata al vostro vero bene e alla vostra felicità. Non abbiate paura di fare fatica nelle conquiste quotidiane e di esprimere le vostre convinzioni, lottando per esse nel rispetto verso tutti, l'amore alla vita e al prossimo. Ringraziamo tutti coloro che hanno aiutato in questo cammino, tutta la comunità e soprattutto le vostre catechiste. Dopo 10 anni di cammino di catechismo, tocca a voi ora scegliere di continuare o meno questo cammino. Ora tocca a voi spiccare il volo sulle ali dello Spirito, testimoniando a tutti l'amore di Dio, nella fede e come persona di speranza. Non sarà sempre facile, ma lo Spirito vi sosterrà assieme alla nostra preghiera. Chiediamo a Dio di appoggiare la sua mano sulla vostra testa e sul vostro cuore, perché possiate essere donne e uomini di domani, saggi e giusti nel percorrere la lunga strada della vita. Oggi lo Spirito Santo scende su voi ragazzi e non vi abbandonerà mai. Quando ne sentirete il bisogno, guardate dentro di voi e Lui vi guiderà con il linguaggio dell'amore. Lui vi donerà certezza e sicurezza, dandovi la forza di affrontare le grandi scelte della vita, fatte a volte di ostacoli, ma anche di tanta gioia. Vi aiuti a realizzare i vostri sogni. Sia il faro sempre acceso del vostro cammino. La sua importante presenza vi dia forza nella difficoltà e serenità nella felicità. Forza misteriosa, indecifrabile, possa essere per voi come il vento che alimenta le vostre vele, respiro di Dio, soffio di vita. Sia luce anche nelle oscurità della vita. Sia amore che vive in voi e vi avvolge in ogni passo. Dono da dare perché continuamente ricevuto, motore dell'anima. Sia serenità, capace anche di rialzare dalle cadute. Vi ricordo che tutto ha un'origine superiore, difficile da cogliere, ma sempre meravigliosa e continua scoperta. Sia questa crisi, ma non la fine del cammino di fede, ma l'inizio di uno nuovo, più consapevole e dolce nel vostro rapporto personale con il Signore. Tanti auguri ragazzi, con affetto i vostri genitori. Ringraziamo anche noi genitori, presenza costante e attiva, sempre vicino ai loro figli e a noi. Ringraziamo Don Corrado e Don Luca che come maestri e amici non si sono mai risparmiati nell'insegnamento e nella guida con noi e con i ragazzi. Ringraziamo il Vescovo per essere qui oggi a celebrare il sacramento della Cresima. Ringraziamo voi ragazzi per tanti bei momenti passati assieme. Sentiamo già la vostra mancanza e in questo giorno speciale vogliamo lasciarvi un piccolo pensiero per ricordarvi che Maura, Miriam e io vi vogliamo bene. Vi portiamo nel nostro cuore e vi affidiamo sempre allo Spirito Santo. Questi piccoli pensieri sono già stati benedetti da Don Corrado. Grazie. Preghiamo. Guarda, o Signore, con paterna benevolenza e custodisci nelle prove della vita questi tuoi fedeli che hai consacrato con l'unzione dello Spirito Santo e hai nutrito di Cristo pane vivo.
perché con la profondità della fede e con lo slancio della carità edifichino e allietino la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Già sono stati detti grazie a tutti quanti, io ci ringrazio anche il coro che ci ha aiutato veramente a vivere con intensità. Quelli che hanno cantato sono questi il coro adesso, dopo gli altri saranno altre parti di coro, questi che ci hanno aiutato veramente a cantare e vivere con intensità questa celebrazione. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Gruppo di Cresima davanti all'altare con le mascherine e poi dopo saranno tolte per la foto col Vescovo. Ma temporaneamente ci spostiamo con le mascherine su. Per le ragioni che sappiamo, le foto se le facciamo per favore all'esterno della chiesa, è molto più comodo. Ragazzi, andate in pace, cari cresimati, suona anche molto bene.
Bravo, già. Buon. Allora io chiudo la connessione. Io che c'hai 20.000 telecamere con lo zoom, se no non è che si può fare. Va bene, buon, adesso io chiudo tutto qua, dopo lì adesso c'è una telecamera che mi metto a posto fai i segnali, spegni il videoproiettore, preparo tutto quanto fuori. Ciao.